Bentrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Esito positivo a Udine, dove in prefettura questa mattina si sono incontrati azienda sanitaria e sindacati. Ci racconta tutto Isabella Gregorato, che ha incontrato in mattinata anche il direttore di ASU FC Denis Caporale. Diamo la linea a Isabella Gregorato. Si è concluso qui in prefettura Udine anche il secondo tavolo di conciliazione. Il primo incontro è stato con la CGIL, il secondo con la UIL. Diverse le richieste, la CGIL ha per il momento congelato lo stato d'agitazione, ma cosa è accaduto per quanto riguarda invece l'incontro con la UIL? Ne parliamo con il direttore generale di ASU FC, Denis Caporale. Sono stati due incontri, diciamo, costruttivi, positivi, di confronto con le organizzazioni sindacali. Le richieste naturalmente per un'azienda così grande sono tante, anche le richieste da parte delle organizzazioni sindacali. Alcune sicuramente importanti prima di altre, tutte importanti, alcune più importanti rispetto ad altre. Cercheremo di dare risposta naturalmente a tutte quante le richieste fatte dalle organizzazioni sindacali in un momento in cui l'azienda si sta costruendo. Sono stati 2 anni importanti di impegno da parte dei lavoratori, l'azienda si è impegnata naturalmente a riconoscere, l'ha già fatto precedentemente a questo incontro di oggi, a riconoscere ai lavoratori i giusti istituti e il giusto riconoscimento anche economico. Naturalmente ai lavoratori va anche il ringraziamento da parte della direzione, di tutta la direzione strategica, un ringraziamento anche per l'importante lavoro svolto e faticoso soprattutto svolto in questi 2 anni della pandemia, quindi un incontro positivo. Ecco, in effetti i sindacati chiedevano, no? Cioè evidenziavano questi aspetti: mancata applicazione dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali, la mancata applicazione del contratto nazionale, degli incarichi di funzione, poi evidenziavano parziale pagamento delle ore straordinarie, mancata informazione sugli atti aziendali. Questo per quanto riguarda la UIL. Sì, su quanto riguarda l'istituto delle progressioni, è un istituto che l'azienda applica anche impegnando dei fondi che devono essere contrattati con le organizzazioni sindacali, quindi l'azienda si è resa disponibile a riconoscere naturalmente questo istituto laddove naturalmente tutte le organizzazioni sindacali, o poi nella maggior parte delle organizzazioni sindacali di maggioranza, saranno d'accordo nell'impegnare parte del fondo per questo istituto. Sulle altre questioni relative alla straordinaria ci siamo già incontrati precedentemente. Questo è un incontro richiesto già da tempo, come detto anche dal signor prefetto. È stato posticipato anche per il trasferimento della sede della prefettura. Al prefetto va il ringraziamento per come ha gestito anche i tavoli, tutti e 2 i tavoli, e quindi è anche stato grande testimone e naturalmente grande opera diciamo, di per mettere d'accordo le parti. Sicuramente è stata fatta anche da parte del signor prefetto. Ecco, vi siete dati un ulteriore appuntamento, perché almeno la CGIL evidenziava anche il fatto per quanto riguarda la riorganizzazione per l'abbattimento delle liste d'attesa. Noi abbiamo in calendario vari appuntamenti con le organizzazioni sindacali. Ieri abbiamo incontrato la dirigenza, l'11 maggio incontreremo il comparto, quindi con le tematiche già calendarizzate. Naturalmente io l'ho detto precedentemente alle organizzazioni sindacali, questa azienda ha bisogno anche del confronto sindacale per diventare una grande azienda. Quindi ribadito l'importanza della loro rappresentanza all'interno. Certamente, naturalmente nel momento in cui le sigle poi ragionano in maniera unitaria, questo confronto sarà molto più facile. Se invece le sigle ragionano in maniera separata, naturalmente il ragionamento degli accordi sarà un po' più difficile, ma insomma confido nella capacità di tutte le sigle sindacali di raggiungere gli accordi. Quindi un appello all'unità in sostanza a tutte le sigle sindacali, anche dalla stessa direzione aziendale. Si può lavorare meglio praticamente? Sì, assolutamente sì. Senta, un'ultima cosa per quanto riguarda le assunzioni. Entro fine anno sono previste nuove assunzioni per coprire appunto le problematiche legate alla carenza di personale.
Sì, nel piano che abbiamo tra l'altro non abbiamo ripresentato oggi, per quanto abbiamo fatto presente che è stato presentato nel nostro PA, nel nostro piano attuativo, praticamente sono previste più di 500 assunzioni. Noi stiamo attingendo naturalmente da varie graduatorie e stiamo naturalmente bandendo nuovi concorsi, per cui insomma, l'operazione di reclutamento è un'operazione difficile, però su cui l'azienda sta lavorando tantissimo. Bene, ringraziamo il direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, Denis Caporale, e restituisco la linea allo studio. E si è conclusa poco fa la manifestazione dei sindacati all'esterno dell'ospedale Santa Maria del Misericordia di Udine. Li ha raggiunti Isabella Gregoratto, vediamo. Questo presidio a questo punto non ha più ragione di continuare, lo potete sciogliere. Con noi il segretario della UIL-FPL Stefano Bressan. Si può sciogliere per il momento? Ma allora, sciogliere è una parola importante. Diciamo che in questo momento, a fronte dell'incontro che abbiamo avuto in prefettura con la direzione di ASUFC, abbiamo sospeso lo stato di agitazione perché siamo riusciti a portare a casa un grande risultato per tutti i lavoratori di ASUFC. Si parla di fasce e di incarichi di funzione, fasce che erano fermi da più di 7 anni in questa azienda. Abbiamo la data del 31 luglio 2022 come data ultima per bandire fasce ed incarichi di funzione in questa azienda. Abbiamo mantenuto le promesse che avevamo fatto in campagna elettorale e abbiamo mantenuto anche il mandato che c'era stato dato durante tutte le assemblee. Quindi alle parole sono seguiti i fatti. Le fasce possono riguardare il 49% dei dipendenti di questa azienda, questo vincolato ai fondi che verranno destinati, e si parla di un incremento stipendiale pensionabile, ricordiamolo che è molto importante, che va dai 60 agli 80 euro. Gli incarichi di funzione per i quali in questo momento c'erano dei facenti funzioni in questa azienda, quindi incaricati senza un regolare concorso, pagati con fondi impropri, verranno totalmente rimossi a fronte di chi merita un posto, merita quel determinato incarico, per andare anche così a premiare e valorizzare il personale che ha studiato e che ambisce a qualcosa, visto anche il momento storico difficile in termini di personale che stiamo vivendo, perché viviamo una criticità che è cronicizzata e che addirittura non permette quasi la corretta fruizione delle ferie estive agli operatori di questa azienda. Quindi voi adesso avrete delle risposte definitive entro il 31 luglio? Vi siete dati questo termine? No, io non parlerei di risposte. Entro il 31 luglio deve uscire il bando. Il bando, da qui a quella data avremo dei confronti nei quali andremo a stabilire la quota economica e le regole, ma entro il 31 luglio devono uscire i bandi delle fasce e degli incarichi di funzione. Questo è il risultato che abbiamo portato a casa, andando avanti comunque sempre a testa alta, scontrandoci in maniera dura con la direzione aziendale e anche con le altre consorterie sindacali che certe volte hanno cercato di metterci i bastoni tra le ruote. E comunque anche il direttore generale fa appello all'unità praticamente. I sindacati è meglio se stanno tutti uniti per avere un confronto maggiormente costruttivo. Allora, la posizione del direttore generale non sempre deve coincidere con quella delle sigle. Io sono d'accordo che le sigle sindacali devono essere unite, ma devono essere unite per dare ai lavoratori quello che spetta, perché se le altre sigle sindacali non sono d'accordo con la nostra politica di premiare tutto il personale, ma vanno avanti con delle logiche diverse, io preferisco staccarmi
dagli altri e andare avanti come infatti abbiamo fatto come UIL FPL da soli per portare i risultati che abbiamo promesso ai lavoratori. L'unitarietà è importante quando gli obiettivi sono comuni. L'obiettivo della UIL FPL è il bene di tutti i lavoratori di ASUFC. Infatti, grazie a questa nostra politica siamo il primo sindacato a livello regionale sia nell'RSU che in termini di rappresentatività. I lavoratori hanno capito e hanno pagato il nostro impegno, ha certamente pagato. Bene, ringraziamo, quindi per il momento fermi, congelato tutto, aspettiamo il 31 luglio e poi si vedrà se effettivamente questi bandi ci saranno o non ci saranno, e siete pronti a riprendere eventualmente le contestazioni. Io spero vivamente che il tutto finisca qui. Con oggi? Finisca con oggi. Noi certamente ci impegniamo a portare avanti tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi e vigileremo che entro tale data sia dato ai lavoratori tutto quello che gli spetta. Bene, ringraziamo Stefano Bressan, segretario, anche l'applauso, segretario della UIL FPL, e qui praticamente da di fronte il Santa Maria della Misericordia di Udine. Tutto, restituisco la linea allo studio. Bene, grazie Isabella Gregorato per questo contributo da Udine. Noi ci separiamo, qualche minuto di pubblicità, ci vediamo tra poco. Bentornati a voi la linea, parliamo di tradimenti, un boom di tradimenti sul web. Facili sono gli incontri dunque su internet, dove appunto è più semplice incontrare le persone e trasgredire. L'allarme è lanciato dalla psicologa e psicoterapeuta Valentina Nocito. Dunque dottoressa, ci sono tanti temi da analizzare, ci sono le situazioni che sono figlie della pandemia, ma ci sono anche delle situazioni che non hanno nulla a che fare con il Covid. Si parla sempre più di rischi che si nascondono nella rete, nel web, che coinvolgono sia bambini che adolescenti che anche adulti. Che situazioni vede quotidianamente? Beh, in realtà attualmente vorrei iniziare proprio con un aforisma di Oscar Wilde, ossia riesco a resistere a tutto fuorché che alle tentazioni, e direi che il mondo del web rappresenta un po' quello, una forte tentazione per tutti, e direi anche indistintamente da bambini, adolescenti, così come gli adulti, appunto come diceva lei. Ovvio che ultimamente la sensibilizzazione da parte degli esperti punta proprio a bambini e adolescenti, quindi si vedono ad esempio sempre di più corsi, webinar anche promossi nelle scuole e negli asili, proprio per sensibilizzare i genitori a fare più attenzione. Però direi che il mondo del web, l'era digitale, diventa un rischio per tutti, perché forte delle grandi opportunità che dà, in realtà spesso non diventa un'alternativa, uno strumento, ma diventa un'unica realtà. E quindi di per sé non mi sento di dire che il web piuttosto che i social di per sé facciano male, ma sicuramente è l'uso che se ne fa. Quindi cosa succede? Cosa noto io nella mia esperienza clinica? Quello che molti giovani, soprattutto ragazzi magari con più inibizione da un punto di vista sociale, con una più sensibilità al giudizio degli altri, tendono a vivere la realtà virtuale come unica realtà, e quindi questo, invece di diventare uno strumento, diventa estremamente invalidante, aumentando di più, diciamo per così dire, le deficienze da un punto di vista di abilità sociali, e quindi rischiando di non arricchire, quindi non dare un'alternativa ma un'unica realtà da vivere. Cosa succede poi? Succede anche comunque molto rischioso, diventa anche per gli adulti piuttosto che le coppie, perché oggi spopolano anche tante app per tutti i gusti, direi, quindi comunque ci sono app di incontri, app dove le persone si cercano con la finalità di fare o aprirsi a dei giochi erotici, piuttosto app dove volontariamente si va anche per tradire. Quindi diciamo che anche da questo punto di vista le relazioni, quali quelle proprio amorose o della coppia, cominciano anche a risentire, e tante volte in studio giungono anche per l'appunto delle situazioni
situazioni di sofferenza e di tradimento, dove magari non si consuma fisicamente come il tradimento, un po' come siamo portati a pensarlo tradizionalmente, ma per l'appunto un gioco di adescamento o di giochi erotici consumati nel web, ma sicuramente altamente dolorosi poi per chi li subisce. Perché sta succedendo questo? Beh, sicuramente per la facilità di accesso, quindi diciamo che lo strumento, quale ad esempio il nostro iPhone, è quello che è sempre con noi, e da un'altra parte anche l'appetibilità che lo stesso comporta, visto le innumerevoli situazioni che ci consente di fare. Pensiamo tutto quello che quotidianamente noi possiamo fare con il nostro iPhone, quindi da mandare email, piuttosto da fare delle ricerche, piuttosto di contattare un amico. Però ecco, come dicevo a monte, non è di per sé l'iPhone piuttosto che il web, piuttosto che le app ad essere negative in sé per sé, ma è appunto il fine che se ne fa, è l'aspetto sicuramente quantitativo. E in questo senso, per gli interessati, mi sentirei anche di suggerire un testo molto interessante, con un contenuto abbordabile a tutti, quindi non soltanto per gli esperti ai lavori, che si intitola Il piacere digitale di Michele Spaccarotelle, che è un testo proprio che informa un po' a 360 gradi sulle nuove mode, le nuove tendenze, un po' come cercare di surfare in questo oceano del web. Ecco, dottoressa, perché si tende sempre di più a tradire? Perché ci sono questi giochi che poi sono pericolosi, perché mettono a rischio l'integrità di una coppia? Certo, lì spesso le motivazioni che più vengono riferite diventano o un'insoddisfazione palesemente percepita all'interno della coppia, oppure altra situazione che spesso viene sottovalutata è proprio nuovamente un sottovalutare la possibilità di perdere il controllo di un gioco, e quindi avvicinarci così tanto alla tentazione di sottovalutarne poi la possibilità di perdere il controllo di questo gioco e nuocere e inferire comunque una ferita al nostro partner. Quindi direi che a volte è anche un gesto di superficialità e sottovalutazione del dolore che infliggiamo al partner. Dopo 2 anni di assenza torna il premio Nonino, appuntamento sabato 7 maggio alle distillerie di Ronchi di Percotto. La cerimonia, che prenderà il via alle 12:15, sarà trasmessa in diretta da Telefriuli. Ne abbiamo parlato con Antonella Nonino. È tutto praticamente pronto. Le distillerie di Ronchi di Percotto sabato riaprono nuovamente le porte per il premio. Con quale spirito vi avvicinate quest'anno così particolare al grande evento? È una grandissima emozione, perché dopo 2 anni ritrovarsi, certamente in un momento così drammatico, difficile a livello internazionale, però poter, come ha detto appunto Peter Brook, poter mostrare degli esempi luminosi, personaggi straordinari che arrivano in Friuli, stanno arrivando in Friuli, e anche ieri fare le prove col coro Manos Blancas del Friuli, che la mamma ha voluto in ricordo di Claudio Abbado proprio 10 anni fa, sono 10 anni più 2 in realtà, 10 più 2, è una grandissima emozione. Tra l'altro, chiaramente i premiati ogni anno lanciano un messaggio particolare, forse quest'anno ancora di più, o forse siamo noi che siamo più sensibili dato il particolare contesto. Vogliamo ricordare i premiati di quest'anno? È straordinario l'affido culturale, pensando poi che noi siamo una grande famiglia, famiglie affidatarie che accompagnino altri ragazzi e ragazze al teatro, alle librerie, ai musei, al cinema. Ci è sembrato una cosa veramente straordinaria, la giuria era con noi, e questo grande scrittore di letteratura per i ragazzi, per l'infanzia, David Almond, che arriva appunto da Newcastle, e i filosofi Nancy Fraser e Mauro Cerruti, italianissimo. Sì, saranno dei messaggi molto importanti, e ovviamente non vediamo l'ora di incontrarli personalmente. E quest'anno peraltro
per noi è un momento anche molto speciale, perché sono i 45 anni del premio Nonino, da quando il papà e la mamma hanno istituito il premio Nonino Risiddaur per salvare vitigni autoctoni friulani in via di estinzione, come lo schioppettino, il pignolo, il tacelenghe, in altra misura la ribolla gialla, perché loro volevano distillare la grappa monovitigno. Erano partiti nel 73 con la grappa con un monovitigno piccolite ed erano innamorati, come siamo ancora oggi, del nostro Friuli, delle nostre tradizioni, e da lì è partita questa straordinaria avventura che ci ha portato a scoprire, a portare in Friuli delle persone meravigliose. Quest'anno sono anche i 125 anni della nostra famiglia in distillazione, da quando Orazio Nonino ha messo a fissa dimora l'alambicco che fino allora era su un carretto, no? Se pensate un alambicco su ruote, e poi da lì è partita tutta questa storia, no? Da Sotan della famiglia Keckler, raccontata mirabilmente in questa graphic novel, come si dice oggi, da Altan, Beng, il quarto figlio di Noè, fino ad arrivare appunto a questi giorni. E proprio per celebrare i 45 anni del premio e i 125 anni della nostra famiglia torniamo in Castello a Udine, aperti quindi a tutti, e ci sarà questo incontro moderato da Giancarlo Loquenzi insieme ad Antonio Damasio, presidente della giuria, Nancy Fraser, Mauro Ceruti, maestri del nostro tempo, 45esimo anno più 2, e David Almond. Sarà, credo, sarà molto intensissimo. Il premio Nonino ci ha abituato molto bene, ci ha abituato ad anticipare quelli che poi diventano dei premi Nobel. L'ultimo è stato Parisi, una grandissima responsabilità ma anche grandissimo orgoglio, soddisfazione. È una felicità veramente indicibile, e con Giorgio Parisi peraltro siamo rimasti, appunto, come con anche gli altri premiati, in grande amicizia. Sarà l'occasione di ricordare anche, primo fra tutti forse Vidia Naipol, che era ormai diventato proprio parte della nostra famiglia. Lui si sentiva parte della famiglia Nonino, e quindi ripercorreremo questi 45 straordinari anni con queste figure veramente luminose, e avremo anche un brindisi speciale in ricordo anche di Ermanno Olmi, di Ulderico Bernardi, tutti questi straordinari amici del premio, della famiglia Nonino e del Friuli, perché una cosa importante è come il Friuli entrava nel cuore delle persone che tornano veramente con gioia. Quindi vedrete, ci sarà anche un brindisi speciale, e poi ovviamente aspettiamo tutti. Purtroppo non possiamo ospitare tutto il Friuli in distilleria, che però è aperta durante tutto l'anno a chi desidera venirci a trovare. Cercheremo di stare insieme in spirito e con speranza. La prossima settimana torna in presenza l'appuntamento con Olio Capitale, il salone dedicato al mondo degli extravergine di oliva. La manifestazione è organizzata da Aries e dalla Camera di Commercio Venezia Giulia in collaborazione con la Regione e con il Ministero delle Politiche Agricole, e il giorno dell'inaugurazione, il 13, sarà presente anche il Ministro Stefano Patuanelli. Presidente, torna Olio Capitale, voglia di ripartire, voglia di tornare anche in presenza? Beh sì, direi che dopo 2 anni di pandemia, con tutte le difficoltà del caso, non solo della fiera di Olio Capitale, ma abbiamo anche dovuto bloccare Trieste Espresso Expo e il mondo delle fiere in genere. Direi che abbiamo tante novità quest'anno, no? Perché intanto siamo riusciti a portare 170 espositori, che non è poco, perché quando li abbiamo iniziati a contattare, che era in pratica dalla fine dell'anno scorso all'inizio di quest'anno, erano tutti titubanti: ma vengo, ma il Covid, ma ci sarà, ma si potrà visitare, ci sarà la gente. Perciò questa incognita, mascherine sì, mascherine no, assembramenti sì, assembramenti no, ci ha frenato. Comunque direi che alla fine il lavoro fatto, l'esperienza, la fiducia che hanno in Olio Capitale, che bene o male ha sempre portato ottimi risultati, ha fatto sì appunto di avere questi 170 espositori. Attorno a noi però quest'anno si sono avvicinate il MIPAF, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, della Pesca, che avrà un suo spazio, i suoi convegni sul tema in genere del suo Ministero. Avremo l'associazione dei piscicoltori, avremo il GAC, Gruppo di Azione Costiera, avremo il concorso Ercole Olivario, un concorso antico che ha più di 50 anni, sarà presente con noi,
e avremo anche Mirabilia. Mirabilia è un'associazione, un gruppo vicino a Unioncamere dove si occupa di siti UNESCO, per cui olio con i siti UNESCO, gite programmate, viaggi programmati per vedere le bellezze del mondo dell'UNESCO vicino al mondo degli ulivi. Vicino a questo ci sarà tutta una serie di attività collaterali, da oil bar, il mondo della cucina, degli abbinamenti, insomma, per cui e soprattutto avremo un sito nuovo, non saremo più nella stazione marittima, ma saremo nel nuovo centro fieristico congressuale di Porto Vecchio, una location ottima, bella, adeguata, con tanto parcheggio, però quest'anno se il turista o il triestino vuoi venire in Castellana Marittima, noi insomma con 2 passi in più la navetta che facilmente metteremo potrà raggiungere Porto Vecchio. L'aspettativa è tanta, il nostro sforzo è stato veramente importantissimo perché comunque costa, comunque per far venire gli espositori anche noi abbiamo dovuto, come dire, andare incontro perché la gente sull'incognita spesa, devo dormire 5 giorni, devo stare qui, eccetera, eccetera. Insomma, li abbiamo un po' accontentati per la ripartenza. Noi ci crediamo e confido nel grande afflusso del mondo nostro, della regione Friuli-Venezia Giulia, del Veneto e soprattutto del mondo a noi vicino, Austria, Slovenia e Croazia. Aggiungo ancora che ci saranno anche i buyer, abbiamo sempre noi come dire, questa chicca che invitiamo dei buyer che fanno i contratti B2B con i vari espositori per poter poi esportare gli oli, le specialità degli oli italiani. Siamo in chiusura, ma l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.